tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui a Pertegada, un paesino tra Lignano e Latisana, in occasione della 35esima marcia longa denominata la Ferragostana. Marcia nata 35 anni fa con lo scopo di divulgare il dono del sangue. Il percorso è di 6 e 12 km, un tracciato naturalistico molto bello per tutti. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo. Allora, pronti? 3, 2, 1, via! Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Lei, come le sembra il percorso? Cosa le devo dire? Prima di tutto devo dire che mi sembra pianeggiante. No, ho visto Bene. a parte un l'argine, no, che mi ha impegnato duramente. Quello La sì. salita? L'argine? La salita, la La chiami come salita, vuoi. bene. Perché deve sapere che io ho una certa età. Quindi lei capisce che Certo. per noi vecchietti è un Abbiamo impegno. una certa età, È un impegno. Allora, che le sembra questo percorso? Bellissimo corso, un bellissimo tracciato, proprio vario, col fiume, con i campi, tanto grano turco ho visto, comunque un bel percorso, il ristoro ben fornito, complimenti. Grazie. Prego. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo. Allora ragazzi, com'è stato il percorso fino adesso? Siete stanchi? Molto duro. Ma chi è arrivato primo qua al parziale? Io ho fatto anche male. Quarto. Vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lucia e vi do il benvenuto alla quarta edizione della Marcia dell'Assunta presso i festeggiamenti della sagra appunto ormai tradizionale di Reana del Royale. Abbiamo 3 percorsi da 6, da 12 e da 18 km dove i partecipanti potranno ammirare le bellezze del territorio. Territorio che ricordiamo conta circa 5.000 abitanti, situato a 12 km a nord di Udine e che viene caratterizzato comunque dalla presenza di mulini, rogge e dalla presenza delle chiesette votive, dai manufatti in scuso, cartoccio provenienti dalle pannocchie di mais. Vi auguro quindi una buona camminata e ci incontriamo più tardi lungo il percorso.
Ed ecco due spedite partecipanti a questa marcia. Allora, come vi è parso il percorso finora? Ma il percorso lo conosco perché ci vengo spesso con una mia amica di Qualso, a me mi piace molto. Peccato il caldo però, insomma. Ecco, e cosa dice questa signora? Direi che il percorso è caratteristico anche perché magari porta degli scorci di paesaggio che di solito non si possono vedere o quantomeno non si percorrono, insomma. Quindi vi aspettiamo il prossimo anno? Sicuramente. Certamente, grazie a voi di tutto. Grazie. Ecco questa giovane partecipante. Allora, com'è andato il percorso? Fino adesso bene, poi adesso siamo almeno a un quarto penso del percorso, visto che vorrei fare 12. Ah, ecco. Sì, fa caldo. I ristori come sono stati? Sì, notevoli. Sì, complimenti all'organizzazione. Quindi il prossimo anno la rivedremo? Certamente. Ok, sicuramente, niente. Grazie. Ciao. Ed eccoci nella frazione di Valle di Reana, una delle 9 frazioni del Royale, presso il mulino di Giusto, uno dei più antichi mulini e l'unico attivo sul territorio comunale. La famiglia di Giusto lega la sua storia a questo mulino a partire già dal 1585 fino ad arrivare ai giorni nostri, dove il mulino è ancora rinomato per la molitura delle sue farine secondo i metodi tradizionali. In questo punto passa la roggia di Udine, dove è possibile ancora vedere gli argini di pietra del XVIII secolo e alcuni lavadors o lavatoi dove le donne in antichità lavavano i panni. Ed eccoci nella vetrina del Royale nella frazione di Romugnano, uno spazio espositivo di promozione del territorio di tutte le sue eccellenze. All'interno possiamo trovare manufatti in cartoccio, creati e realizzati dalle maestre cartocciaie e dalle allieve che hanno seguito i vari corsi organizzati dalla Proloco, prodotti locali e anche possibile ammirare le opere degli artisti locali. In questo momento l'artista presente è lo stilista Tiziano Picogna. Da segnalare anche che la Proloco è stata invitata con i suoi manufatti, con il cartoccio, a rappresentare il Friuli Venezia Giulia all'Expo al Padiglione Italia il 23 e il 24 agosto. Abbiamo qui anche il gruppo, l'associazione dei radioamatori carabinieri. Volevo chiedere, è andato tutto bene? Avete avuto problemi? Ok, buongiorno. Allora, il servizio è andato tutto bene, si è svolto molto bene e non ci sono stati problemi di sorta per l'area che avevamo di competenza da tenere sotto controllo.
Eccoci giunti al termine della manifestazione, la partecipazione è stata ottima, abbiamo registrato più di 500 presenze, per cui non rimane che darvi l'appuntamento il prossimo anno.